Animali che predano gli animali locali e che competono con essi per l'etane e per il cibo. Piante che sottraggono la luce e lo spazio sostituendosi alla vegetazione autoctona. Le invasioni biologiche sono la seconda causa, dopo la riduzione e frammentazione degli habitat, della perdita di biodiversità, causando anche la disfunzionalità dei servizi ecosistemici ad essa correlati. Le specie aliene sono quelle specie animali e vegetali trasportate dall'uomo oltre i limiti del loro areale naturale. Può avvenire in modo volontario, ad esempio tramite il rilascio in natura di animali alieni da compagnia, è il caso della tartaruga palustre americana, oppure in modo accidentale, come ad esempio specie contaminanti in un carico di merci, è il caso del tarlo asiatico trasportato accidentalmente con i bonsai. La maggior parte delle specie aliene non sono dannose, anzi, ad esempio la patata, il mais, il peperoncino, il tacchino sono parte della nostra alimentazione, ma anche il gelso, importato come pianta nutrice del baco da seta, adesso è un elemento caratteristico del paesaggio rurale della regione. Ma delle 12.000 specie aliene introdotte in Europa, circa il 15% ha assunto o sta assumendo comportamenti invasivi, sostituendosi alla biodiversità autoctona e compromettendo l'equilibrio degli ecosistemi e i servizi ecosistemici. Questo perché se la biodiversità di un ecosistema è alterata, anche l'equilibrio delle relazioni tra specie e ambiente è instabile. Servizi ecosistemici disfunzionali portano a ricadute assolutamente negative a livello sia ambientale che socio-economico, compromettendo di conseguenza anche il benessere umano. Le specie aliene invasive in Europa sono circa 1.800 e provocano danni economici per oltre 30 miliardi di euro all'anno, pari a 5 volte il budget europeo per la cultura. I danni si manifestano sulla perdita della biodiversità autoctona e della funzionalità dei servizi ecosistemici, come la depurazione dell'acqua, la regolazione del clima, l'approvvigionamento di cibo, i servizi estetici e ricreativi, fondamentali per il turismo. Sulle attività produttive, come il calo nella resa di pascoli, delle produzioni ortofrutticole e della produzione di miele. Sui manufatti come ad esempio gli argini dei fiumi o alle aree archeologiche. Sulla salute, causando ad esempio allergie o irritazioni cutanee anche gravi. Affrontare la questione delle specie aliene invasive riguarda il benessere di tutti. Le azioni messe in campo dalle istituzioni possono e devono essere supportate anche dalla cittadinanza. Approfondisci il tema e scopri anche tu come agire.